tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. No! Perché Sanremo è Sanremo. Buonasera, buonasera a tutti. Scusate se ci sentite e vedete un po' rintronati, ma la regia ha deciso di spaccarci i timpani mandando la sigla nel volume più alto possibile. Questa sigla temporanea, ribadiamolo, temporanea, perché la vera sigla dei Barbari Eleganti, quella in cui, cugino, io e te, tornerà da lunedì, quando se Radio Libertà, se la redazione non ci cancellerà il programma, speriamo lo faccia, torneremo con la programmazione ordinaria. Signori, la puntata di ieri sera, lo speciale dedicato a Sanremo, è andato particolarmente bene. È piaciuto? Non esageriamo. È piaciuto soprattutto a noi e quindi abbiamo deciso di andare in onda anche stasera. Ma come no, Scogna, cioè più di 6 milioni di telespettatori, il 35% di share, cioè abbiamo battuto, non vale la legge Acerbo per gli ascolti, RTL, però, Radio 105, Radio 104 anche, l'abbiamo battuta, ecco, Radio 104. Ecco, ieri sera Radio Libertà si è trasformata in Radio 104 al momento di... Esatto, c'è stata una collaborazione. Comunque spero, come vi avevo consigliato ieri sera, che al posto di guardare Sanremo abbiate guardato la programmazione di Radio Libertà dalle 21 all'1 di notte, ma se non l'avete fatto e come il 60% degli italiani avete guardato la puntata di ieri sera di Sanremo, siamo qui per commentarla insieme, giusto? Esatto, però non funziona proprio così. Il 60% degli italiani è fuorviante come dato, cioè sì. I dati Auditel non si leggono in questo modo. Come dicono alle elezioni, abbiamo preso il 30% dei voti degli italiani, alla fine il 30% della metà della metà. Esatto. Vabbè, quindi partiamo a commentare la puntata di ieri, ma per prima cosa fatemi dire, questo attentato nei nostri confronti non è meritato. La regia cosa dici per a tua discolpa? Ho provato a farne fuori tre in un colpo solo. Sì. Vabbè, ci sta. E a prendere il controllo dei Barbari Eleganti. Sì, un colpo di stato. Un colpo borghese. Sei ancora qua. Loro sono ancora qua. Voi siete ancora Noi siamo ancora qua. Certo. Allora, anche stasera, Scogna, cosa abbiamo? Abbiamo una bellissima scaletta stampata in duplice copia, anzi triplice. Triplice copia, bellissima da notare i colori. Non ce l'ha, ma io ce l'ho qui per lui. Ma Vittorio anche se ce l'avesse non sa leggere. L'ho tenuta a debita distanza, però è qui. Ma è molto bella, colori diversi, grassetto, insomma. Una scaletta qui contro... Allora, sono le 20.06 e io leggo, dopo rapida intro in cui vengono menzionati Duran Duran, cioè si parte con la top 5. No, esatto, qui c'è scritto ospiti, tra parentesi, Duran Duran, così Marco è contento. Esatto. Signori, ma che performance hanno fatto ieri sera i Duran Duran? Tu non l'hai guardato, quindi non parlare. Scogna, Sveva, che performance hanno fatto? Io sono innamorato sempre di più di questa band. Sì, ieri sera ero come Katia Follesa. Scusate, e speravo che ovvero? Insomma, fangirl per tutte quelle persone che non hanno guardato Sanremo ieri sera, tipo me. Com'era Katia Follesa? Era particolarmente euforica alla vista della band. Abbiamo una chiamata. Aspettate. No, non ci credo che qualcuno voglia chiamarci. Signori, a quest'ora Buonasera. A quest'ora si mangia, non si guarda i Barbari Eleganti. I carabinieri? La Guardia di Finanza? Noi non c'entriamo nulla. Maresciallo? Buonasera. No, andato via. Non è disponibile. Bene. Cosa succede? Era una signora. Signora, richiami, è andata giù la linea. La stiamo aspettando. Tanto qua non abbiamo niente da dire. C'è Vittorio che spara le sue solite cagate. Anche perché io ieri sera ho ascoltato musica folk giapponese, quindi non è... Questo non c'è proprio una mazza da fare. Abbiamo una signora in diretta. Abbiamo una signora. Buonasera. Buonasera signora. Buonasera ragazzi, ne approfitto di voi. Tra l'altro
ne ho visto uno di voi due, immagino, perché siete in due, vero? E No, siamo siamo in tre in tre. più Sveva siete la in tre, regista allora, stasera. Ecco, comunque Però- ho visto vi chiamo ragazzi perché in confronto a me veramente siete dei ragazzi. Ho visto il ragazzo che ha parlato con Antonino Danna, complimenti, perché siete sempre dei ragazzi, voi che perché fate parte della Lega, partecipate alle trasmissioni, fate magari anche una piccola carriera politica, avete sempre una marcia in più. Questo La mi ringrazio. viene proprio, sì, devo proprio dirlo. Però a voi che senz'altro siete più aggiornati, ma mi sapete dire, siccome l'hanno fatta sentire da poco, ma mi sapete dire che fine ha fatto Irene Grandi? Ma come Irene mai Grandi. la stiamo ignorando? Al festival non è mai andata? Sì, forse è andata una volta, adesso non ricordo bene. Voi avete notizie di questa cantante? Scusate, è una mia curiosità. No, per carità. Cugino, tu che sei l'esperto di questo genere di musica. Tu che hai rapito Irene Grandi, Vitto, dai, tirala Sì, fuori. sì, Tirala assolutamente. Signora, io non sono la persona più indicata, cioè come le dicevo ieri sera, ascoltavo musica folk giapponese, quindi non mi ritengo la persona più indicata, ecco. Per il Delle resto, notizie. Irene Grande, ottima cantante. Bene, la scaletta è già andata a farsi Ho delle benedire. notizie su Irene Grandi per Hai la delle signora. notizie? Sì. Dici È tutto. viva? È viva, Ah, ok. È Ma- vegeta? è vegeta, ma dice in crisi, disperata, niente mi dava più soddisfazione. Ecco cosa fa oggi la cantante. No, signora, ha visto cosa La è successo? cantante a 53 anni è diventata istruttrice di yoga. Ok, vabbè. Fine. Perché lo dici Non è- ridendo? non è Sveva? no. Non c'è nulla di male nel fare gli Assolutamente, istruttori a me di piace yoga. tantissimo lo yoga. Però Fai non me yoga di l'aspettavo. solito? No, di solito no, ma Non dovrei. pratichi? Dovrei. Cioè, sei credente ma non praticante. Sì. Come Vitto. Diciamo di sì. Però comunque abbiamo risposto alla signora. e- Sì, non è una fine indecorosa comunque. Assolutamente. Si No, tratta Irene di- Grandi è da andata come, a da fare- come è stata a presentata fare la yoga. notizia. No, a me piace molto Irene Grandi. Spero No, che no, oltre a sì. fare l'istruttrice di yoga continui a fare anche musica. Sì. Un in Vabbè, bocca al non è, lupo non è a morta Irene, che era comunque, un disperata. applauso. Non è morta e non è finita sotto un pontos, quindi Esatto. E qui diciamo che se fosse un personaggio di Star Wars... No, non ce la faccio. Andiamo scusate. avanti, Questa è troppo andiamo brutta. avanti, dai. Sveva, direi di andare subito con la top 5 di ieri sera, non abbiamo tempo da perdere. Quelli che si sono classificati nelle prime 5 posizioni. Bruno Risas, ce l'abbiamo in ordine di come sono scritti qua? Andiamo con Bruno Risas. Vorrei cambiare la voce, vorrei cantare senza parole, senza mentire, per paura di farti soffrire. Allora, io qua non dirò tanto, non è il mio genere, non è neanche così male come canzoni, ma non è per niente il mio genere. Dico solo 2 parole. Calabria, e chi conosce Bruno Risas Calabria. sa perché lo dico. Ok. E poi, non una parola, vorrei prendere un pezzo della canzone che mi ha fatto notare l'ottimo Braga, che abbiamo qui in radio, la bellezza di questo pezzo che dice: è come sempre canguro tra passato e futuro. Vitto, commentalo. non serve commentare, caro Scugna. No. Vabbè. Sveva, ti piace questa canzone? A me piace Bruno Risas. Questa canzone devo sentirla meglio, però sì, mi piace. Certo, questa frase devo ben È come sempre capirla. canguro tra passato e futuro. Sì, è canguro. Però diciamo che a livello di cantautore ricorda un po' le frasi dei cantanti indie, o no, Scogna? Sì, sì, sì. No, non lo so. Io Bene. sono ignorante su Bruno Risas, quindi non esprimo opinioni. È bella la canzone. E... Bene. Secondo me, comunque. No, la Esatto, tu seconda stai posizione. aspettando la seconda No, che posizione. poi non è la seconda posizione. La seconda Annunciali posizione è tu. nella nostra scaletta, ma È il tuo duo preferito. Ma diciamo che, allora, Annunciali ovviamente, tu. no, lo dico in maniera totalmente oggettiva, adesso stiamo per andare a presentare probabilmente i personaggi più importanti di questo Sanremo e quelli con la canzone più bella, Sì, ovvero sì, sì. i Coma Cose, con cuoricini. Cuoricini, cuoricini. Poi mi uccidi, quegli occhi sono due fucili che sparano sui cuoricini, cuoricini, persino
che Pezzacci. dire, leggo di molti commenti che dicono non fermatevi alla musica, analizzate il testo perché è un bel testo che parla di un argomento anche serio, ma vi dirò la verità, io questo testo non l'ho analizzato, quindi non lo vado a commentare. La melodia e in generale il ritmo e come è messa la canzone, come è arrangiata, è semplicemente terrificante. No, non capisci Penso una sia mazza, una non delle robe capisci più niente. atroci No, che la non radio capisci. questa canzone è un Chiedo aiuto alla come regia. Sono Malavita. completamente d'accordo. Come Sì, d'accordo? com'è? Sì, Ah, sì. Come da... Bravo, No, vedi, io me ne vado. la regia dispiace. se ne Signori, intende. me ne vado, dispiace. perché io non è posso stare... atroce, avrà Io- anche un bel testo, ma io- cuoricini è atroce. Mi Tra snappa. l'altro vorrei segnalare che il tizio, come si chiama il maschio dei due? Maschio. Maschio. A un certo punto, l'ha detto la prima puntata e l'ha detto anche ieri, ha detto "Com'è, passami un chilo di gelato", una roba di genere. Questo gelato l'ha detto sia all'inizio che ieri sera, quindi si vede che è proprio ma come ti viene in mente? Ma non ti vergogni? Ma lascialo stare, ma cos'hai da dire? Ma Cuoricini, stai cuoricini. È bellissima. Ma è bellissima cosa, ma è Fa bellissima ballare se, se sei lo zecchino d'oro, se ti piacciono Ma i ricchi e no. poveri. Tu sei fan dei ricchi e poveri? No. Lasciami io- stare ricchi e poveri, oh. Ma sì, ma Ecco. questi sono la coppia di Wish. Questo è vero. Come Eh, gli oh, ordini e questo è come vero. arriva a Io- casa. Brava, Sveva. Io mi No, però vergogno. quella cosa non è Allora, male, però no, questa no. io mi vergogno di stare nello stesso posto, di condividere la stessa aria, terribile tra l'altro, con Come? delle persone... Come? Ma come? Cosa come? Ho sentito aria terribile. Eh sì, vabbè, è un po' pesante con tutti dentro. Vabbè, va. Con gente che non apprezza i Comacose. È il gruppo è il duo più importante che c'è in Italia. Beh, Allora, basta, mi dai, non avvalgo conto- del non mio- spezzali, Mauro, ripeto. Rip. Mi avvalgo del titolo di persona più competente di qui in questo studio Ma stai zitto. per dire una Stai cosa zitto. che è assolutamente oggettiva. I Comacose hanno fatto tante canzoni veramente belle, hanno fatto anche cose hanno buone. fatto anche cose buone, Comacose, Ma Fit, questa- Benito ma questa Mussolini. qui- Dai, ci sta. ma questa qui proprio non ci siamo. Non Vabbè, ci ci sta. siamo. Come, non come è- l'entrata in guerra a fianco di Hitler. Alla fine sono Hai errori che visto? uno, Sono errori di sono errori di percorso. percorso che uno paga, però hanno fatto anche cose buone. Sveva, Ottimo. vai con la terza canzone. Olly con non mi ricordo come si chiama. Ah, bel titolo. Non è una battuta, davvero, non mi ricordo come si chiama. piangere, fare amore, poi stare silenzio per ore, fino ad addormentarci sul divano, con il telecomando in mano, non so più come fare senza te. Allora, non lo so, non è il mio genere, non mi piace la sua voce, è un tipo di musica tutta uguale, tipica. Soprattutto l'R Moscia. No, l'R Moscia mi piace nelle donne, però non in questo caso, Ah, sì? secondo me non ci sta neanche bene. È quel tipo di musica, di canzone alla Irama che fanno tutto uguale, che fanno tutti i ragazzi No. che escono da Amici di Maria De Filippi, quel genere proprio scritto a tavolino che mi fa abbastanza ribrezzo. Non capisci Non un mi cazzo. emoziona, non mi intrattiene, non mi dà capisci un nulla. cazzo. È incredibile. Se avete altri commenti da fare, Io. Prego, Vittorio. No, prego, vai dalla prima le regia. donne, non lui. Allora, io è un po' contrastante il mio pensiero. Sono d'accordo con te che è la tipica di Amici, però allora io ho tutte le mie coinquiline che sbavano per Olly, le saluto. Bella, secondo me carina, ci sta, sanremese, però c'è qualcosa che mi manca, e soprattutto è uguale al filo rosso di Alfa. Vero così. anche quella. Mi Vero anche dispiace. quella. Qual è quella del filo rosso? Beh, ora che hai detto questo Come non lo sai? può... Con i Guarda, braccialetti ma rossi. fare altro O la che faccia di uno odiarla che di più. ascolta Alfa. Tipo braccialetti rossi, quella roba là, no? No. Scusa. Ma se avete Instagram o TikTok l'avete sentita per forza. Sì, ma lui Ma il i massimo bra- che ci esce su Guarda- Instagram e TikTok è il boomer braccialetti milanese. è braccialetti rossi, è molto bello. Avete mai visto braccialetti rossi? Bello, No, dai, andiamo avanti. no, io sono ipocondriaco. Allora, quarta canzone Irama con un'altra che non mi ricordo come No, si era chiama. terribile. Come fa a essere in top? Ma è uguale a quella di Olly, cioè infatti, è sempre andiamo avanti. classico genere della persona Andiamo uscita da avanti con Amici. l'altra persona E in poi top figa, ma five. quante volte ha partecipato Irama a Sanremo? Non lo so. Io lo guardo da 10 anni, mi sembra 10 anni che c'è sempre Irama. Bene. Dopo questa Dai, schippiamo manifestazione, Irama, non ce ne esatto. frega niente. Dopo Andiamo con questa Francesco Gabbani. manifestazione d'amore per Irama, possiamo andare con Francesco Gabbani. Vai, Colui che Gabbani. è l'ultima. Ok, Ce l'ho io. allora No, ce l'ho io. dovete sapere che Gabbani
è l'unica Sì. persona che alla domanda sei antifascista non risponde. Ma perché questa cosa? Non lo so, Vitto, perché? Tu rispondi alla domanda? Così com'è, viva la vita, questa vita che è solo un attimo, un lungo attimo. Una bella Bella. canzone. Bravo. Io sono di parte perché sono fan da sempre di Gabbani da quando è uscito, però devo dire, da quando è uscito? Da quando è uscito? Dalla prima canzone famosa che ha Non ho detto fatto. niente. E quindi, ma non per la cosa dell'antifascismo, comunque, No, ok. però devo dire che se devo parlare onestamente, questa è una delle sue canzoni meno riuscite degli ultimi anni. Però comunque è una bella canzone, nulla da dire. Ragazzi, ma di che pesantezza è Marco? Mamma mia, è incredibile. Oh, È una mitragliatrice su non vi dico cosa perché sono un signore, Sì. ma non è vero. Dai, è bella, è una bella bravo. canzone, è una bella canzone. Io ti basta. dico, io lo conosco bene, sono abituato a canzoni molto più riuscite da parte Ma sua. fermiamoci le Però cose è una bella belle, canzone. perché dobbiamo entrare nel profondo? A Sanremo, tanto la gente non capisce un cazzo di musica, come non capisce un cazzo di tanti argomenti. No, lo so, però Amen era un capolavoro, Occidentalis Karma è una canzone bellissima, viceversa era un capolavoro. Questa è una bella Tra l'altro, canzone. Occidentalis Karm, sì, aveva la scimmia e dai, andiamo avanti, per favore. E qui ci ricolleghiamo a Bruno Risas. Cugino, Esatto. vabbè, cosa vuoi commentare di Gabbani? Ma appunto, cioè, poi non voglio togliere tempo a Luca Scognamiglio che freme da mezz'ora per simpare Sara Toscano, Ma quindi infatti non è in top Dopo, 5, non è in dopo. top 5, ma che roba Sveva, cosa ne scandalosa. pensi tu di Gabbani? Che di questa scandalo. canzone? Io lo adoro. Francesco Gabbani lo adoro, Però- mi piace e se avesse portato spazio-tempo avrebbe vinto la prima serata. Sono d'accordo, gran bella canzone. Tra l'altro io tra un paio di giorni andrò all'in-store di Gabbani, perché io compro ancora i CD e quindi vado lì a farmi autografare. Vabbè. Con la Allora, gioventù. sono La le gioventù. 20:20. Qui c'è scritto 20:18, audio con tutti gli spezzoni e chiacchierata random. Rispettiamo la scaletta e andiamo, nonostante i 2 minuti di ritardo, e andiamo con la parte, il montaggio con Clara, Sara Toscano, Gaia e il mitologico Tony Montana F. Tu prendi me come una fan per strada, in abito da gara, non chiamerà la fama, non cambierà la trama, 1000 lune passeranno e una ci sarà per sempre, per te che non vuoi scendere come la fede, sai però forse non sei, io con te non mi ci immagino e sembra così demode, però era un magico, cosa sei tu, un déjà vu, mi sono solo illusa. Che c'ho nel cuore soltanto tu. Serve davvero una mano. Io chiami tu, che è il primo che c'è di stasera. Dimmi dove sei, dove solo io, solo tu. Tanto non ne vale la pena. Chissà dove sei, dove ogni volta che Beh, devo dire che Tony F ha bisogno davvero di una mano a cantare, magari. Anche lui. Mamma mia, che roba terribile. Ma Carlo Conti, ma come cavolo hai fatto a scegliere? Ma davvero, ma piuttosto fai un festival di Sanremo con 28 partecipanti. Ma perché? Perché? Ma oggettivamente, non è soggettiva questa cosa, oggettivamente terrificante. secondo me Carlo Conti odia profondamente Franco Califano. Sì. Anche povero Franco Califano. Chiediamo dalla regia, Che riposi in dalla pace. vicinanza geografica con Tony F e con Califano. Ecco, regia, Apprezzi questo? Sveva, tu che sei conterranea, concittadina di Tony F, ti senti rappresentata da lui in questo festival? Devo rispondere? Devi rispondere nel modo più onesto possibile. No. Beh, direi che non serve altro. No, direi che Cioè, Tony quando F- vedi un po' lo stesso discorso che si fa con i napoletani quando vengono rappresentati da gente come Joliet o Rocco Hunt. o Rita cioè, De Crescenzi. Infatti stavo Cioè, pensando a Rita De Crescenzi. O Rita De Crescenzi. Cioè, voi romani vi sentite rappresentati da uno che si atteggia come Tony F? Ma assolutamente no.
provo anche un po' di ribrezzo, un po' di imbarazzo a volte. Vedi, si vede che ha fatto la cattolica. Quindi Sveva come Ciccio Gamer conferma che Tony F è napoletano e non romano. Sì, assolutamente. Attenzione. Poi... Attenzione, questo è un insulto per i napoletani, però. Cosa vuoi da me? Perché No, mi guardi? Perché no, mi no. metti la mano sulla spalla? No, è così. Se giusto per volete dire. comunque posso leggere la notizia Vai. su Tony F. Oh, Su ed- co- ed è è su co- no, doppia data. no, quello è il Papa, però... Ah, è vero, è morto il Papa. No, No, non è in diretta. No, speriamo di no. Speriamo. La Sei un rabbia coglione. di Tony F. Mi hanno tolto la collanina prima di salire sul palco. Scusate, Prima di salire sul palco. Sul palco. non riesco ad essere seria quando leggo questo. sono Esatto. cose che fanno rabbia, Mi hanno tolto la collanina prima di salire sul palco. Per me Sanremo finisce qui. guarda. Ottimo. Speriamo finisca qui. Speriamo. E invece niente. Io lancio un appello alle Nazioni Unite, più che altro alla NATO, e considererei Sanremo, quando sul palco c'è appunto Tony F a cantare, come territorio russo. e quindi un po' come la Transnistria da esatto, quindi cedere. è un territorio che può essere bombardato con armi occidentali. Ecco. Quindi Perfetto. speriamo che questa cosa abbia un seguito. Avvenga. Esatto. Quindi speriamo che Mark Rutte... Tranne quando c'è Luca Ravenna sul palco, perché quello è un Luca Ravenna spettacolo. non canta, Luca Ravenna Fa è lì, scena muta. fa scena muta ed Quando è c'è Willy bello così, Peyote. ed è proprio bello Ma così. quanto è quindi bello un Luca grande, Ravenna? bellissimo. Ma sai chi è più bello di Luca Ravenna? Chi? Stavamo aspettando il momento simp. La canzone di una certa Sara Toscano. Allora, Solo fatemi la dire, canzone? stai zitto. Guarda che è minorenne. Esatto, non è minorenne. Allora, lasciatemi dire, non vedere in top 5 Sara Toscano mi lascia Sì. particolarmente basito, non per cose particolari, ma perché la canzone è proprio bella. Concordate? No, È una bella... No. cioè non... Cioè, né carne né pesci, Mamma inutile, mia, come stasera quelle non lo dei sopporto. ragazzi di Amici. E infatti Tu da lei che è parte uscita da stai? Amici. Tu da che Sono parte stai? tutte Io non lo uguali sopporto le stasera. canzoni fatte da quelli che escono da Amici. Ma non è vero, Io è non sopporto Sara diversa. Toscano. L'unica, Ma come no? l'unica Perché? cosa bella è il titolo. Tra l'altro voi dovete sapere che Sara Toscano... Chiama. Come? Amarcord, Amarcord. in omaggio a Fellini. Esatto. È un bellissimo Sempre titolo, che lei è lo una sappia, bellissima canzone, è bravissima a cantare. Insomma, ragazzi, facciamo un grosso applauso a questa ragazza. Ma tu avevi degli audio di Gazzola? Voi dovete sapere, no, povero Gazzola, però voi dovete sapere che il compianto Gazzola, che anche questa sera purtroppo ci ha lasciato, una volta che ci lascia per sempre, cioè non è che risuscitano tutti come lui o quell'altro. Vediamo. Però dovete sapere che anche lui riconosce le innumerevoli doti canore di Sara Toscano e difatti lui probabilmente è il fan numero 1. Io purtroppo devo stare un gradino dietro a Gazzola. Anzi, Gaz, se ci stai ascoltando, e so che non lo stai facendo, Beh, è San Valentino, sarà a cena con la fidanzata. Non è che sono tutti single come noi. Esatto. Intervieni di qualcosa in favore di Sara Toscano, perché io qui sono circondato da due persone che sono palesemente coalizzate contro di me Ma no. e che stanno dicendo cose a cui non credono solo per andarmi contro, No. e un'altra persona che invece non ha ancora capito dove si trova e cosa sta facendo, ovvero il buon Vittorio. Anche se non lo dicevi. Anche se non dicevi di chi No, stavi vabbè. parlando. Ma senti, ascolta, in questo momento io vorrei essere a casa mia ad ascoltarmi della musica seria, ad esempio proporrei, come ieri ho proposto i Verbena, che ne so, i magnifici Furor Gallico, che fanno un mix tra death metal e musica Io propongo folk. il confino invece, va bene? Per lui, certo, per lui. Al Gulag, vuoi andare in Gulag? In Siberia, Sei un bel viaggio in vergognoso. Siberia, solo andata e via. Allora, parliamo di Clara e di Gaia. Ecco, a Allora, proposito io di Siberia. per Clara e Gaia dico la stessa cosa che ho detto ieri sera per Rose Villain, ovvero in un paese serio queste due farebbero un lavoro diverso da quello che stanno facendo. Clara in un paese serio, bellissima ragazza, si limiterebbe a fare la modella. Per Gaia proporrei una carriera un po' più specializzata, sempre nel mostrarsi, cosa che le piace, però un po' più specializzata della modella. Ecco. Siamo sempre al limite della denuncia e questa cosa mi piace, perché... Ti denuncerò io. Ah sì? Ok. Scherzo, ma lo vedete sempre Ok. sul serio? No, Vi è brutto, non si spaventate. scherza su queste cose. Ecco, È vero. Ecco, Pardon. tu Sveva che sei femmina. Tu Sveva che... No, volevo dire un'altra cosa, E però fin no. qua.
Anche Vittolo. Sì. Scusate. Querela. Sì. No, allora, Sveva, tu da ragazza come vedi due artiste, possiamo definirle così? Vabbè, cantanti. Due artiste come Clara e Gaia, che se non avessero quell'aspetto estetico probabilmente non starebbero lì. Allora, secondo me Gaia ci starebbe, Sì? anche se non fosse bella, Mm? secondo me, perché fa musica particolare. Secondo Sì, me. tipo Dea Saffica e Sesso e Samba. Sì, è vero, però ha un timbro secondo me diverso Mm? e secondo me ha dei suoni diversi rispetto alle altre. Secondo me, Sicuramente gli Clara anelli. no. Clara no. È un Cioè, animale. Clara, Clara, sono d'accordo. E Clara è una modella prestata al canto. E Clara Cioè, ha un stonato fortemente ieri e le altre volte che ha cantato a Sanremo quest'anno. po' come Romina Power, cioè una bella ma poi con la voce Non si applica. bella ma non si applica. Bella ma non balla. Esatto. Bella ma non balla, ma canta. E poi, quindi di Sara Toscana abbiamo parlato, di Gaia e Clara ci sono altre cose che vogliamo dire? Ma no, voi siete stati troppo cattivi come sì. No, dai, Ma dici la tua opinione. Ma no, ma lasciatele cantare, ma povere Criste, ma cosa vuol Non dire? li ha lasciate cantare, ma sì, tu, anche io e Vittorio possiamo andare al karaoke e cantare Vamos a bailar, ma non Sì, è ma che, non non vi è che caga nessuno. ci mandano sul palco Io dell'Ariston. spero che questa cosa non sia successa. Non siamo delle belle fighe come Gaia e Clara, e quindi non ci mandano all'Ariston. Cioè, quando hai detto non siamo delle belle fighe, Vittorio ha pianto. Lì c'è stata una lacrimuccia. Allora, io chiederei a Luca Scognamiglio di asciugarsi un attimo la bava che gli sta cadendo dalla bocca, perché Dove? stavi sbavando un pochettino, Ok. cioè solo a parlare di Gaia e di Clara eri proprio... Eri un po' come un certo ministro che mette like nel... Lascia stare. Non... No, però fatemi dire, cioè voi vi incazzate perché le chiamano cantanti, perché cantano. Ma non lo scusami, sono. Ma come non lo so? Allora, ma scusami negli un anni attimo, 70 queste qui farebbero tutt'altro mestiere. Ok, va bene. Ma anche negli anni 2000. Qui tra di noi c'è qualcuno che si dichiara speaker radiofonico e secondo te è uno speaker radiofonico? Ma chi, lui? Esatto. Ma va. Lui è lo speaker radiofonico, non uno Ma speaker vedi, radiofonico. ma vedi. Ma io posso sorbirmi da Udo, che è il più grande assenteista della storia di questa Ancora questa radio. storia di Perché lui assenteista. lavora. Perché io lavoro e voi fate gli aperitivi. E questo è il punto. Ma io lavoro esattamente come te, Ma vai a ma fare ci il sono culo. comunque. Ma sapete chi lavora e comunque perde tempo con i barberi eleganti? Sveva. Esatto. Sì, confermo. Cioè, per lei questo è lavoro. Cioè, lei in questo momento sta lavorando. È vero. Il lavoro E comunque- nobilita l'uomo, ricordiamolo. No. Perché ridi? No. Chi l'aveva detta questa frase? Poi te lo spiego. Dai, andiamo avanti. Allora, Vitto. Vitto, Leggi il signor Eros. No, prima una cosa importante. Leggi il signor Vitto. Borra. No, adesso Leggi arriviamo leggi al signor Borra. Però Vitto, una cosa, tu Perché dalla radio ci hanno detto, dalla redazione, ha detto: mi raccomando ragazzi, leggete, portate anche i social, leggete i commenti sui social. Scogna gli La regia si dissocia da tutto quello Scogna che gli avviene. avvertiti, le ha detto: guardate che se devo leggere in diretta quello che si trova su X, qua ci arrestano. adesso lo leggo, ma prima di leggere queste perle di saggezza che Sì. potrebbero anche trovarmi d'accordo, Certo. vorrei fare una domanda a Vitto. Vitto, tu non hai visto Sanremo, ma secondo me un pezzo l'hai guardato. Ma cosa ne pensi dei piedi di Elettra Lamborghini? Uno. Non ho guardato Sanremo. Quella parte l'hai vista? Non Dì la ho visto verità, neanche quella quella parte- perché trovo Elettra Lamborghini sinceramente disgustosa. Vabbè, Tra ma tu hai chiesto l'altro i ieri piedi, sera non il ha resto. perso 20 kg ogni volta che ha fatto il cambio d'abito. Se l'ha guardato Ma anche bene. quello, cioè, ma come sono brutti i suoi, come sono brutti quelli di Clara, cioè praticamente quasi inguardabili quelli Mamma di mia, cosa sei Clara. diventato, Vittorio? Il sommelier è diventato il sommelier. Sveva, tu hai mai prestato attenzione ai piedi di Elettra Lamborghini? Io mi dissocio tutto quello Ecco. che viene detto dalle 20, scusate, 31 in poi. Fate finta che io non ci sia.
Troppo tardi, ormai sei diventata Andiamo una con il signor gamba, Borra, dai. una gamba importante di questa trasmissione. La quarta e quindi gamba. te tocca. Aiuto. Esatto, La- perché La quarta esatto, gamba, la perché terza gamba, la terza è lui. La terza è Vittorio. La terza esatto. è Vittorio, tu sei la quarta gamba. Esatto, ora cerchiamo E, qualche... e infatti volevo annunciare qui con voi che da lunedì, dalla puntata di lunedì, quando tornerà la programmazione normale, Sveva sarà parte integrante delle puntate dei Barbari Eleganti. Sveva farà la regista e rimarrà nell'ombra. Esatto. Vittor, leggi. Nell'ombra di Vittorio. Allora, leggiamo... Non hai leggiamo allora, una parola per esatto, ognuno. Esatto, vai. Allora, il signor Eros, Borra. ecco, da X. Non ce lo siamo inventati, cioè è Sapevo che mi veramente mettevo in un da grosso X. guaio. Io Vai, lo vai, vai. sapevo. Festival non all'altezza, a tratti anche noioso. Poco intrattenimento, canzoni piatte. Ma in compenso stasera... Allora, Stasera mi sono divertito come un animale su su tutte tutte queste belle ragazze. A domani. La frase non era proprio questa, come potete immaginare, e quel mi sono divertito si riferiva a un qualcosa di assolutamente naturale per belle ragazze e nulla. A domani. Insomma, A quindi domani. Questo Poi signore ha mandato anche un messaggio, un tweet in riferimento alla puntata di oggi. Esatto. Ce l'hai? No. Vitto di qualche stronzata. Ma vai sul profilo. Bellissimo. Questo- Il bello della diretta, signori. Il bello della diretta. Dai, Ok, basta che cerchi Eros. Ok. Ce l'hai? Sì. Vai. No. Dai! Eccolo qua. Ah, ok, perfetto. È un altro commento sulla quale probabilmente tutti e tre, e forse tutti e quattro concordiamo. Ovvero, io vi avviso, se questa sera Annalisa esce in calze nere o parigine a casa mia, succede un disastro. Mia moglie mi dovrà legare con le catene. E insomma, Vitto? Allora, è un'immagine che, come dire, abbastanza che riesco a immaginarmi, che mi sembra di aver già visto, quella Perché probabilmente l'hai già visto. probabilmente già visto, ma del cavaliere qui che è presente, che ha scritto questo tweet. Eros Borra. Esatto, Diciamo devo il dire, nome. Il dottor Borra. devo dire un dotto, veramente un grande filosofo, un grande poeta, un intellettuale dei nostri giorni. Arriva al punto. Come fare da di torto su Annalisa, almeno su Annalisa. Ma qui parlava non di Annalisa in quanto Annalisa, ma di Annalisa in quanto piedi. Beh, certamente migliori di quelli di Clara, cioè siamo su un altro livello. Dovremmo fare un fit rating di Vittorio dove va a valutare i piedi di tutte le persone che partecipano o hanno partecipato a Sanremo. È una bella Pensiamo ai idea. Barbari Eleganti. No, meglio di no, evitiamo. No, evitiamo per cortesia. Esatto. C'è un limite a tutto. Comunque stasera Giorgia e Annalisa, mi pare, Giorgia e Annalisa sono Meloni. insieme. No, lei purtroppo, ma sarebbe molto bello vederla sul palco dell'Ariston, così sarebbe proprio Quando c'era il lui. terzo Rai. E allora, volevo dire Sì. prima che mi interrompessi che stasera Annalisa e Giorgia canteranno Skyfall di Adele. E secondo me l'anno scorso tutta Italia si è ricordata per mesi di Annalisa con la rappresentante di lista che hanno fatto la cover di Sweet Dreams, che è stata rubata dal primo posto della serata sì. cover per i voti dei napoletani a favore di Geolier. Questa sera, se Annalisa e Giorgia tirano fuori qualcosa del livello o anche un po' più basso, ma comunque stiamo su quelle vibes di Sweet Dreams dell'anno scorso, di quella qualità, tutti dobbiamo votare per lei. Endorsement importante da Marco Rubeo. Sveva, ti dissoci o... Non ho ricominciato ad associarmi, sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo. Sì, però non ti puoi associare a piacimento. Come no? O stai con noi o stai contro di noi. Non va bene. Adesso Devo diamole un ancora altro modo per dissociarsi, cioè vorrei fare una critica se si tratta di piedi, pesantissima, basta, no, già critica fatto abbastanza. pesantissima a Carlo Conti. Sì? No, non per il colore della pelle non c'entra niente. No, hai non detto. per il suo colore ok, della ok. pelle, ma perché No, il signor Fedez aveva proposto
sua serata delle cover. No, ma la canteranno stasera. No, non è per la canzone, ma voleva andare insieme ai mitologici Fuck Your Click. Oh, quelli che hanno fatto una delle canzoni più belle Esatto. degli ultimi anni. Che piaceva sicuramente molto al signor Borra. Pensa che quella canzone è al 6° posto dei miei brani più ascoltati del 2024. Ottimo, ne sono contento. È la canzone del signor Borra. del signor Borra. Dei Fuck Your Click. Esatto, e vergognati Carlo Conti per non aver avuto il coraggio di portare i Fuck Your Click a Sanremo, soprattutto dopo che hanno sganciato l'album hip hop dell'anno. Vergognati. Assolutamente. E riguardo alle cover che faranno stasera, dico che inizialmente era previsto che i Comacose, il tuo duo preferito, facessero la cover di Vita Spericolata, e per fortuna hanno cambiato i piani e faranno L'estate sta finendo con Johnson Righiera, per fortuna, perché vedere Vita Spericolata stuprata dal tuo duo delle meraviglie non l'avrei superato. stuprata? Non l'avrei superato. Cioè, è la canzone di un drogato qualsiasi, ma cosa vuol dire stuprata? Anzi, l'avrebbero resa più frizzantina, più bella, più godibile. Dicendo così mi hai appena dato ragione. Sveva? Allora, abbiamo sforato di 3 minuti, ma io volevo farvi una domanda veloce. Sì, e poi andiamo a Sì. mai più. Anche 2. Anche 2. Anche allora, anche 3. E cosa pensate della cover di stasera, Fedez con Marco Masini, Bella Stronza? Che l'ha appena detto lui. Bella? No, me lo son perso. Vedi. Mi ero un attimo dissociata. Quando la regia quindi- non sta attenta. No, mi sono isolata un attimo. Poi aspettate. Tony F con Noemi, Califano, vabbè, ci facciamo Vedi, sta ripetendo una la scaletta. croce. Sì, no, esatto, aspettate, esatto. aspettate, perché mi sono persa una. Te l'ho detto, se Sveva, guardi- le scalette no, con noi no. non funzionano. Lucio Corsi con Topo Gigio non avete parlato. Ah, beh, Oh, fantastico, questo è il meraviglioso. numero uno, numero È uno. riuscito a trovare il cavillo nel regolamento di Sanremo, ovvero sei obbligato a fare il duetto con qualcuno, E lui lo fa ma non deve essere per forza un essere umano. Esatto. Ed è fantastica questa Ma cosa. poi, Geniale. come avevo detto anche ieri, è anche un Abbiamo omaggio a una Domenico chiamata, Modugno, 30 secondi e dobbiamo chiudere. Ma anche di più. prima voce di Topo Gigio. Buonasera. Pronto? No. Sì. Ma no, ma spiegare? passaci in diretta, non ti preoccupare. Ok, arrivo subito. Non si può fare. Ah, C'è la ok. linea rotta. Una volta si faceva. C'è la linea rotta sti giorni. Buonasera. Buonasera ragazzi. Buonasera. Oh, allora, volevo muovere un'invettiva contro Sanremo. La cultura è morta, e fa tutto schifo. Giusto. È un pensiero Profondo. che lui condivide. Sì, ma è morta da mo'. Cioè, non è morta Ma adesso sì, ma- con Sanremo, è tempo che è morta. Beh, ma mi scusi, in Italia abbiamo schifato tutti i nostri anche grandi registi del campo horror degli anni 70 e 80. La musica è stuprata da almeno 20 anni e non è da mo' che Sanremo. Anzi, quest'anno qualche. Lui non ha capito il 30 secondi e poi dobbiamo salutare. Ma sì, se non mi interrompi finisco, no? E quest'anno qualche piccola nota positiva la vedo rispetto agli altri anni. È arrivato il sommelier della figa. Giusto Lucio Corsi. Benissimo, allora noi vi ringraziamo Sveva per aver partecipato a questi 2 speciali su Sanremo. Vi ringrazio assolutamente io, siete stati bravissimi. Torna a trovarci quando vuoi. Si vede che stai mentendo. Sono sempre qua. Purtroppo per fortuna sarò sempre qua. Per fortuna, dai, per fortuna, almeno per lui. E nulla, a lunedì, se non ci cancellano il programma, e come sempre, cugino, viva i piedi! Buon Sanremo a tutti. Wow. Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.